benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Disagi per gli utenti del trasporto pubblico nelle città per lo sciopero nazionale per il contratto e la sicurezza. A Catania alta l'adesione, gli autisti esasperati ci aggrediscono per nulla. In accappatoio e con i bidoni dell'acqua in mano, lo state vedendo così davanti al Palazzo delle Aquile a Palermo il deputato di Italia Viva Faraone. La pittoresca protesta si aggiunge a quelle quotidiane di Agrigento. Intanto nel centro Sicilia l'acqua manca ormai veramente da mesi. La nuova questura a Catania, fatela a Librino, a TG Sicilia padre Spampinato, che in questo modo chiede la presenza delle istituzioni nelle periferie. Mare Liberum a Catania, con esperti e studenti che riflettono sulla geopolitica, cioè le scelte di governo condizionate dalla collocazione geografica. Aumentare il prezzo delle sigarette di 5 euro. La proposta degli oncologi per sostenere il servizio sanitario pubblico trova naturalmente il sì della politica anche per fare cassa e paradossalmente pure dei fumatori. A Ragusa giocolieri, equilibristi, ballerini, musicisti animano le strade del centro, protagonisti di Ibla Buskers. Calcio Serie B, il Palermo, dopo l'importante vittoria esterna con il Sud Tirol, domani riceve la Salernitana al Barbera, dove i rosanero inseguono il primo successo stagionale, dubbi in attacco per Dionisi. In Serie C, sempre domani, trasferta a Caserta per il Catania. Toscano in conferenza stampa, bisogna insistere per crescere ancora. Domenica in campo anche Messina e Trapani. Bentrovati, salari impoveriti, sicurezza, sciopero nazionale del trasporto locale. A Catania adesione massiccia con decine di autobus che hanno fatto rientro in deposito e notevoli disagi per gli utenti. Gli autisti esasperati ci aggrediscono per frustrazione. Tonino De Mana. Decine di autobus in deposito con la scritta fuori servizio. In mattinata su 102 vetture, oltre la metà ha fatto rientro nell'autorimessa alla zona industriale. A Catania, massiccia adesione allo sciopero nazionale di 24 ore indetto dall'Orsa per rivendicare diritti, salari adeguati e soprattutto sicurezza. Nella città etnea protesta dalle 10.30 alle 18 e dalle 21 fino a fine turno, con i sindacati che contestano i carichi di lavoro, i salari impoveriti da precedenti rinnovi contrattuali e l'allarme che deriva da episodi di violenza e vandalismo con le aggressioni agli autisti o i lanci di pietre contro le vetture in transito, specie a Librino. Una situazione insostenibile, come denuncia questa autista MTS. La linea del Librino dalle 19.30 in poi diventa pericoloso, quindi subisce una variazione di percorso. Le persone aggrediscono l'autista anche perché devono aspettare un'ora e mezza alla fermata perché ci sono pochi autobus. Una città come Catania bisogna avere un servizio di almeno un 300 autobus al giorno. Quindi le aggressioni avvengono anche per frustrazione? Frustrazione perché le persone aspettano un'ora e mezza alla fermata, quindi poi vogliono aggredire l'autista. Gli fa eco Pietro Milazzo, che sollecita una maggiore tutela del personale in servizio. In primis la sicurezza, perché è una questione che a noi fa a cuore, in quanto molti operatori spesso vengono aggrediti magari per motivi futili. Chiediamo ovviamente da parte delle autorità giudiziarie che vengano presi dei provvedimenti. La mobilitazione sta interessando anche le altre province siciliane. Palermo in accappatoio e con i bidoni dell'acqua in mano, così davanti al Palazzo delle Aquile il deputato di Italia Viva Faraone. La pittoresca protesta si aggiunge a quelle ormai quotidiane di Agrigento. E intanto in tutto il centro Sicilia l'acqua manca davvero ormai da mesi. Marco Gullà. In accappatoio e con i bidoni dell'acqua in mano si è presentato così questa mattina davanti Palazzo delle Aquile a Palermo il deputato di Italia Viva Davide Faraone. Una protesta pittoresca ma significativa quella di Faraone per esprimere la sua preoccupazione verso il tema della crisi idrica nell'isola. La crisi idrica in questa regione è causa sicuramente la mancanza delle piogge, su questo nulla possiamo fare, ma è causa principalmente di chi governa questa regione. Lo dico a ragion veduta perché
al di là dell'aspetto infrastrutturale su cui abbiamo carenze decennali di almeno 30 anni e quindi lì non si possono dare responsabilità all'attuale Presidente della Regione ma a tutte le classi dirigenti che sono succedute per la mancanza di infrastrutture, il problema di quest'estate è tutto da addebitare a Schifani. Faraone, senza mezzi termini, punta il dito contro il governo regionale. Ha messo in campo tutte le misure che avrebbe dovuto mettere in campo a febbraio scorso almeno, le ha messe in campo quando l'emergenza era scoppiata, e cioè ha cominciato a chiedere ai sindaci di cominciare a riattivare o a scavare nuovi pozzi quando già i comuni erano in difficoltà e le dighe erano vuote e i laghi erano vuoti. Enna, Agrigento e Caltanissetta in grande difficoltà, così come Palermo che sta iniziando la turnazione dell'acqua, ma a soffrire sono principalmente i piccoli comuni. Fra qualche ora praticamente 5 comuni siciliani, che sono Troina, che è Cerami, che è Nicosia, che è Sperlinga e Gaiano, che finora hanno fatto turnazione una volta ogni 6 giorni, saranno senza un dito d'acqua e sostanzialmente potranno essere rifornite soltanto con le autobotti. Questa è la protesta di Faraone a Palermo, naturalmente davanti a Palazzo d'Orleana a Palermo e non delle Aquile, come per errore ho detto prima io. La nuova questura a Catania, fatela a Librino. Padre Spampinato sollecita le istituzioni a una maggiore presenza nelle periferie. Spaccio e dispersione scolastica vanno affrontati con determinazione. Tonino De Mana. La nuova questura di Catania? Fatela a Librino. Non è una provocazione quella di padre Alfio Spampinato, ma una richiesta di aiuto alle istituzioni affinché siano maggiormente presenti nelle periferie, dove a farla da padrone sono spaccio di droga, microcriminalità e dispersione scolastica. All'ipotesi Caserma Sommaruga risponde con determinazione padre Alfio, secondo cui il riscatto sociale passa attraverso fatti concreti e non parole. Alle mie spalle voi vedete un terreno ampio, il terreno è libero. Realizzare stabilmente con uffici, con tutto quello che merita la questura di Catania, un questore di una città importantissima, di una metropolia, qui sarebbe un investimento. La lotta all'illegalità deve essere quotidiana. Ma la dispersione è dovuta al fatto che finito l'orario scolastico questi bambini sono per le strade. Né io né altri possiamo prenderli per un orecchio oppure con le buone maniere e portarli a scuola. Librino tra l'altro è notoriamente conosciuta come piazza di spaccio. Sì, piazza di spaccio, però a Librino ci vengono quelli che possono comprare la droga, che sono quelli che sono del centro di Catania. Se c'è un controllo della polizia... Coltivare la speranza, così lavorare nel presente può salvare il futuro delle nuove generazioni. Sempre a Catania, 2 giorni di confronto sui temi della geopolitica, cioè le scelte di governo condizionate dalla collocazione geografica dei diversi paesi. Tra i partecipanti anche l'ex presidente della Serbia, Boris Tadic. Servizio di Luca Ciliberti. Questo festival ha anticipato un trend, cioè ha anticipato il fatto che i problemi sono complessi, che soprattutto sono problemi che attraversano tutti gli stati, tutti gli scacchieri, e quindi quella che poteva apparire allora una posizione geografica un pochino defilata come la Sicilia oggi si trova al centro dei grandi cambiamenti del mondo. Il bacino del Mediterraneo è strategico. Una riflessione sui principali avvenimenti geopolitici internazionali con esperti e protagonisti che dialogano con un pubblico ampio e con un'attenzione particolare agli studenti. Ognuno deve avere il proprio pensiero e lo deve sviluppare tramite studio, tramite ascolto e tramite pensiero critico, e questa è una cosa che a questa generazione un po' manca e che dobbiamo ritrovare. L'impegno di Mare Liberum, giunto ormai all'8ª edizione, è quello di rendere accessibili temi complessi, di offrire attraverso voci di autorevoli interlocutori una visione plurima del mondo globale che viviamo. Se ci pensiamo è semplice: come si fa a cambiare il mondo? Educando i ragazzi alla pace, alla tolleranza, al rispetto, all'idea che la diversità è un valore da difendere e non una paura da cui scappare. Non si può avere una formazione, non si può essere uomini e donne del futuro se non si sa cosa succede, se non ci si interessa, se non si va a votare, se non si è partecipi, non si ha un minimo di conoscenza storica. Stanno ad arricchire i confronti anche l'esperienza dell'ex presidente della Serbia Boris Tadic, che ha raccontato i cambiamenti dei Balcani e i drammatici anni delle guerre.
È stato veramente illuminante perché sentire informazioni date da persone che l'hanno vista in prima persona, hanno dovuto gestire guerre o situazioni difficili nel proprio paese, è stato come aprirci un mondo a tutti quanti che eravamo presenti là. 2 giorni intensi, cominciati ieri con panel tematici che restituiscono una fotografia delle nuove generazioni che ambiscono a essere classe dirigente di domani. Adesso nel primo weekend di ottobre un'occhiata al tempo nella nostra regione. Poche piogge, tanto vento, soprattutto nel palermitano. Il maestrale porterà nubi sul settore tirrenico, più compatte sulla provincia di Messina, dove si prevedono piogge nel pomeriggio e domattina. Cielo generalmente sereno sulle altre province e le temperature diminuiscono un po' dappertutto nell'area centro-occidentale. A Trapani ci sono 2 indagati per la morte del pilota Fabio Altruda, precipitato 2 anni fa con il suo caccia Eurofighter a poca distanza dalla base militare di Birgi. Laura Spanò. Per la morte del capitano Fabio Altruda, il pilota dell'aeronautica precipitato con un caccia Eurofighter nel dicembre 2022 nei pressi della base militare di Birgi, ci sono 2 indagati. La procura di Trapani ha iscritto nel registro degli indagati il maggiore pilota Andrea Maida, capo formazione del volo di trasferimento di 2 velivoli Eurofighter da Istrana in Veneto verso Birgi, e l'allora comandante del 37° stormo di Trapani Birgi, Daniele Donati. L'accusa per entrambi è di omicidio colposo. Non avrebbero, ognuno per le loro mansioni, verificato le condizioni di sicurezza. Il maggiore Maida è indagato anche di falsità ideologica. Il capitano Altruda non avrebbe potuto pilotare in ore notturne, le abilitazioni erano scadute e Maida fece risultare sui registri della base, in quelli del sistema informatico logistico, che quel volo aveva finalità addestrative. La procura di Trapani ha accertato che il velivolo pilotato da Altruda avrebbe avuto anche avarie tecniche presenti prima del decollo al sistema di navigazione, che consente al pilota di avere informazioni su angolo e distanze da seguire. Per questo avrebbe potuto fare ritorno a Trapani solo in formazione stretta, cioè viaggiando affiancato all'altro mezzo, ma la vittima aveva l'abilitazione scaduta anche per questa operazione. È stato accertato che nella fase di avvicinamento all'aeroporto, mentre il velivolo si trovava nelle nubi, il capitano Altruda si sarebbe disorientato, non riuscendo più a recuperare il velivolo che precipitava al suolo. A gennaio 2023 i genitori del pilota avevano presentato una denuncia alla procura di Trapani e a quella militare di Napoli, sostenendo la cattiva manutenzione del velivolo pilotato dal figlio e che il capitano Altruda quel giorno stesse svolgendo una missione operativa finalizzata a scortare un velivolo militare statunitense, e questo spiegherebbe perché l'aereo era con equipaggiamento armato. Che è stata legale la scarcerazione a Napoli di Carmelo Miano, il giovane hacker di Gela, che ha violato i segreti più nascosti dello Stato. A incastrarlo una traccia lasciata su un sito porno. Serie Italia. A volte la realtà supera la fantasia. Il giovane hacker, capace di penetrare i server del Ministero della Giustizia e di importanti istituzioni italiane, è stato fermato non dalla complessità delle sue operazioni, ma da una disattenzione banale. Carmelo Miano, 24 anni, originario di Gela e residente a Roma, è stato incastrato dalla traccia digitale lasciata su un sito porno. Miano, che lavorava per il colosso della cyber security Entity Data, operava dall'ombra del suo appartamento alla Garbatella, un tranquillo quartiere della capitale, ma dietro quell'apparenza da semplice tecnico informatico si nascondeva un abile pirata del web. Ora, di fronte alle accuse della Procura di Napoli, Miano ha ammesso di aver violato i server del Ministero della Giustizia e di aver consultato le email di diversi magistrati tra Napoli, Roma, Gela e Brescia. Tuttavia ha negato di aver recato danni ai sistemi informatici violati. Attraverso il suo legale, Gioacchino Genchi, ha fatto sapere di essere pronto a collaborare con la giustizia. Secondo il suo avvocato, i sistemi informatici che Miano avrebbe colpito erano già fragili di per sé. Intanto la Procura indaga anche su possibili contatti tra il giovane hacker e membri dei servizi segreti. Sul portale del dark web al quale si collegava infatti ci sono diversi passaggi su Russian Market, ovvero uno dei principali siti russi di e-commerce del criminal hacking dedicato alla vendita illegale di informazioni sensibili come password, dati bancari e carte di credito, particolarmente orientato all'Italia, e per questo è scattata anche l'accusa di riciclaggio oltre a quella di accesso abusivo al sistema informatico. L'attività criminale di Miano infatti non si fermava qui. Sul dark web aveva accumulato un tesoro di 5 milioni di euro in criptovalute guadagnati sui black market della droga. La sua doppia vita però si è rivelata agli inquirenti proprio grazie alla sua
sua imprudenza online. Da una semplice navigazione su un sito hard, le forze dell'ordine sono riuscite a risalire al suo indirizzo IP, scoprendo il suo nascondiglio. Resta adesso aperta la questione delle misure cautelari. L'avvocato Genchi ha richiesto l'attenuazione della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari. A Priolo Gargallo, nel Siracusano, al via Preferisco Vivere, un progetto contro le dipendenze dalle droghe e pure dai social per ragazzi, genitori e docenti. Francesco Aloi. Giovani e dipendenze, un triste binomio sempre più diffuso. Imperativo invertire il trend e bloccare l'avanzata delle droghe. Lo invocano i genitori di chi così ha perso la vita, ma qualcosa sta facendo anche la politica. A Priolo Gargallo, nel Siracusano, parte la seconda edizione del progetto Preferisco Vivere, rivolto al mondo della scuola. Oggi affrontare queste tematiche non solo è importante, ma soprattutto urgente. Noi abbiamo accolto come istituto comprensivo questo progetto, lo abbiamo fatto anche negli anni scorsi perché possa avere una ricaduta sociale sul territorio. I giovani sì, ma anche docenti e genitori. Il progetto è pensato per tutti. Diversi gli incontri previsti che hanno un importante obiettivo: formare e informare contro ogni forma di dipendenza. C'è una dipendenza che purtroppo porta i ragazzi a non vedere più l'idea dell'educazione, della cultura, della solidarietà, dell'amicizia, del rispetto delle cose che non sono sue. E con un concorso i ragazzi potranno anche mettersi in gioco. E questo dà la possibilità loro, oltre che attraverso la creatività, la fantasia, di dare corpo ad un prodotto finale che riassuma e contenga tutti gli obiettivi della prevenzione. Quindi si fa prevenzione, diciamo, in modo pratico. Perché per sconfiggere le dipendenze, dalle droghe a quelle più moderne come i social, è importante che se ne parli. Le parole quindi, ma soprattutto i fatti. Sigarette più care di 5 euro a pacchetto. La proposta degli oncologi per sostenere il servizio sanitario pubblico trova consenso nella politica, naturalmente, anche per fare cassa, e paradossalmente pure nella maggior parte dei fumatori. Francesco Aloi. Io non le comprerei più, mi toglierei il vizio. E l'obiettivo è proprio questo: diminuire il numero dei fumatori. Il prezzo delle sigarette potrebbe aumentare di 5 euro. La proposta arriva dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica, con Fondazione AIOM e Panorama della Sanità. Fumeremo lo stesso, un fumatore ha bisogno di fumare e fumerà lo stesso, troverà qualche altro escamotage, ma fumerà lo stesso. E magari per i fumatori incalliti è un po' difficile smettere, però per quanto riguarda i giovani magari l'aumento di prezzo è molto importante. Poi non so se fa così male. Lei dice che fa male fumare? Eh sì, qualcuno se lo chiede ancora, ma la risposta ce la ricordano anche i pacchetti delle sigarette. Il fumo uccide. 9 casi di tumore al polmone su 10 sono legati a questo. Con l'aumento del prezzo, quindi, da un lato si mira ad invogliare a smettere di fumare, dall'altro si finanzia il sistema sanitario nazionale. Secondo lei potrebbe funzionare? Alla grande, sarei d'accordissimo. Una delle cose positive che in questo Italia manca, il servizio sanitario. Togliere qualcosa di nocivo per creare qualcosa di positivo. Ma per qualcuno si tratta di una maxi tassa, un escamotage del governo per fare cassa. La proposta comunque sta trovando consenso bipartisan. L'ottimismo non manca, nemmeno in strada. Una cosa buona, se fanno questo se levano vizio da fumare. Fanno bene, perché sigarette fanno male, Di strada tornano ad animare Ragusa con la 29esima edizione di Ibla Buskers, che quest'anno cambia sede, non più il centro storico barocco, ma le vie della città superiore. Veronica Barbarino. Giocoleria, equilibrismo, danza e musica, artisti provenienti da tutto il mondo, culture che si incontrano e si mischiano. Gli artisti di strada tornano ad animare e colorare il centro storico di Ragusa, questa volta superiore con Ibla Buskers.
Per la 29esima edizione, infatti, il festival si sposta nel quartiere di Supra, la zona nata dopo il terribile terremoto del 1693 che distrusse il Val di Noto. Si allontana quindi da Ibla per consentire ai tanti ragusani di ripercorrere con ritrovato stimolo luoghi non più assiduamente frequentati e ai tanti visitatori del festival di scoprire nuovi spazi. Palazzi, piazze, angoli e cortigli sono i palcoscenici di questa edizione dedicata al ricordo di Henry Blondeau, Baskers di fine Ottocento, pilota della sua mongolfiera, che morì proprio a Ragusa durante un'esibizione. Scroscianti applausi, meraviglia negli occhi di adulti e bambini. La magia creata dagli artisti di strada incanterà i tanti fino a domenica sera. Ibla Baskers a Ragusa. Tra poco il calcio, domani, domenica di gioco per tutte le siciliane. Breve pausa, vi aspettiamo. Eccoci al calcio, vigilia di match per il Palermo che al Barbera domani sfiderà la Salernitana. Dubbi in attacco per Dionisi che comunque confermerà il 4-3-3. Marco Gullà. Un avvio shock con 2 sconfitte in 2 partite, poi il rilancio con 5 risultati utili consecutivi, 2 pareggi e 3 vittorie, tutte in esterna, per un Palermo che rivede da vicino il suo obiettivo principale. Domani al Barbera contro la Salernitana la tappa è importante. I rosarero vogliono ottenere la prima vittoria casalinga della stagione per mandare un messaggio chiaro, concreto al campionato. Non dovremo accettare di fare la loro partita, dovremo fare la nostra partita sapendo che dovremo essere squadra. Perché hanno le qualità per metterci in difficoltà, noi abbiamo le nostre qualità che sicuramente possono mettere in difficoltà la Salernitana. Dobbiamo dar continuità di prestazione, perché la cosa più importante è far prestazione e di atteggiamento, come è stato nella partita precedente, ma come non è per me mai mancato. Dubbi in attacco per Dionisi, Insigne è entrato facendo gol contro il Sudtirol e si candida una maglia da titolare. L'Eduaron potrebbe quindi andare in panchina. Al centro arriva verso la conferma con Brunori ancora inizialmente out, mentre sulla sinistra dovrebbe giocare Di Mariano, ma Di Francesco scalpita. Domani oltre 23.000 spettatori, fischio d'inizio alle 15. In Serie C domani il Catania giocherà in casa della Casertana. Toscano prepara alcune rotazioni in attacco per inseguire la seconda vittoria consecutiva. Bisogna insistere, dice il tecnico, per continuare a crescere. Marco Calli. Dare continuità nella prestazione e nel risultato. Il Catania, tornato al successo contro il Monopoli, vuole provare a ripetersi anche a Caserta. Toscano dovrà fare i conti ancora con le assenze in mezzo al campo, adattando alcuni giocatori sulla mediana, mentre ha varie soluzioni in attacco. Proprio davanti i rossazzurri proveranno a dare una svolta. Finora 7 gol segnati e solo in 2 occasioni più di una rete, nella partita vinta contro la Juventus Next Gen, a Biella, e nella sconfitta di Giuliano. L'allenatore del Catania continua a ripeterlo, conta l'approccio, così come contano la concentrazione e la capacità di crescere costantemente. La parola che ho usato questa settimana è insistere, insistere, insistere. È un momento che bisogna rimanere sul pezzo, non mollare di un centimetro. E sono i movimenti individuali, le giocate individuali che possono creare pericolosità alla squadra avversaria. E in questo, soprattutto negli ultimi 16 metri, è una cosa su cui stiamo lavorando e dobbiamo migliorare, lo sappiamo, però la cosa che mi fa stare sereno è la disponibilità e l'applicazione che mettono questo gruppo di ragazzi ogni giorno. Torna fra i convocati Gherardi, così come dice il tecnico, è a disposizione Beters, ma Adamonis sarà ancora titolare. Come Beters ha fatto bene nel momento in cui è stato chiamato in causa, anche Adamonis ha fatto bene, sta facendo bene, quindi merita la riconferma. Casertana Catania sarà come sempre seguita da Telecolor nel corso di diretta stadio, collegamenti da Caserta, opinioni in studio e le interviste in anteprima con i protagonisti. Domani pomeriggio il Messina ospita al Franco Scoglio la capolista Benevento. Il Trapani invece sarà impegnato sul neutro di Potenza contro il Sorrento.
Da una capolista all'altra, dopo il Picerno il Messina ci riprova al Francoscoglio contro il Benevento, che condivide la vetta con 15 punti insieme ai lucani. Ritorna da ex Gaetano Auteri al tramonto di una settimana, quantomeno complicata per il club peloritano, diviso tra mancanza di campi per gli allenamenti, dimissioni del DG e una crisi societaria senza fine. Privo di salvo almeno per altre 2 gare, Modica cerca il rilancio per una classifica preoccupante, in un mese che l'anno scorso, prima della svolta, lo portò ad un passo dall'esonero. Il calendario è difficile, 2 punti nelle ultime 4 giornate indicano un Messina non distante dalla crisi e in linea con la mediocrità del suo organico. Chi viaggia su numeri diversi è il Trapani, che contro il Sorrento ritrova il Viviani di Potenza, dove lo scorso 25 novembre segnò una cinquina rosso-blu prima della quaterna la Turris. La squadra di Aronica, a 3 passi dalla vetta, ha ritrovato Lescano, nuovo capocannoniere del girone con 6 centri. Non potrà disporre di Zuppel e Valietti, recuperato Fall. Il servizio era di Sergio Colosi, noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.